Le barche dell'immigrazione clandestina potranno essere riutilizzate, lo Stato non è più obbligato a distruggerle, Mare Amico vince un'altra battaglia. Prorogate le concessioni del demanio marittimo, ma i privati potranno anche ottenerne delle nuove, via libera al piano rifiuti, porte aperte ai termovalorizzatori. I medici di famiglia possono effettuare i tamponi, il vaccino arriverà in Sicilia a metà gennaio. L'informazione non è un hobby e non deve diventare una lobby. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Una legge approvata ieri alla Camera permette adesso di riutilizzare le barche dell'immigrazione clandestina. Lo Stato, se sono in buone condizioni, non deve per forza distruggerle, ma può anche affidarle. C'è il servizio. Il Parlamento ha approvato la legge che consente di affidare le barche utilizzate dai migranti per le traversate anche alle associazioni no profit. Finalmente, dopo anni di battaglie condotte da Mare Amico, afferma il coordinatore dell'associazione ambientalista Claudio Lombardo, ciò permetterà un notevole risparmio per le casse dello Stato che spendeva cifre esorbitanti per la distruzione di queste imbarcazioni. E poi anche un miglioramento delle condizioni delle nostre spiagge, spesso invase da questi relitti inquinanti. Il riutilizzo di queste imbarcazioni per scopi sociali, prosegue Lombardo, consentirà anche ai cantieri nautici un incremento delle loro attività per la necessaria manutenzione delle stesse barche. Questa è una grande vittoria del buonsenso, conclude. È stato possibile grazie all'impegno di alcuni deputati con in testa l'agrigentino Michele Sodano, che spiega: è un emendamento importante perché fino ad ora queste imbarcazioni, anche se in buone condizioni, erano obbligatoriamente distrutte. L'emendamento permette quindi di contenere i costi per lo Stato relativi allo smaltimento delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina e di limitare i danni all'ambiente. Siamo sicuri, continua Sodano, che la nostra modifica potrà dare via a progetti di natura sociale in grado di generare anche nuovi posti di lavoro in chiave turistico-ambientale ed infine di riflesso di attivare un consistente sviluppo dell'indotto artigianale collegato al recupero di queste imbarcazioni. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge istituito dalla Commissione Ambiente che prevede la proroga delle concessioni del demanio marittimo al 31 dicembre. In proposito interviene il presidente della stessa Commissione, Giussi Savarino, che afferma: l'Aula ha approvato un'ulteriore proroga delle concessioni del demanio marittimo accogliendo le richieste provenienti dal settore. A causa del Covid non tutti sono riusciti a presentare le istanze in tempo. Con questa norma poniamo rimedio ed inoltre consentiamo ai privati di ottenere nuove concessioni su aree libere, purché in linea con i piani comunali del demanio. Ars via libera al piano rifiuti, porte aperte ai termovalorizzatori. Intanto arriva la task force sulle autorizzazioni. L'assessore regionale al ramo Piero Bonna ha nominato una squadra di 9 ispettori. Vediamo. La Commissione Ambiente dell'Ars ha dato il via libera al piano rifiuti presentato dalla Giunta Musumeci, lo che è arrivato con il voto contrario del solo Movimento 5 Stelle in assenza dei componenti del Partito Democratico e di Attiva Sicilia. Il documento apre la porta ai termovalorizzatori, è considerato infatti insufficiente e contraddittorio dalle opposizioni. Il piano osserva il responsabile nazionale ambiente dei 5 Stelle Giampiero Trizzino fornisce un quadro generale della situazione impiantistica, senza mai individuare concretamente quali siano gli impianti necessari da realizzare tenuto conto del reale fabbisogno. L'attuale situazione emergenziale quindi non può essere superata per mezzo di un piano che paradossalmente non contiene alcuna pianificazione impiantistica. Il documento dell'assessorato guidato da Alberto Piero Bon scommette sullo stop all'interramento dell'immondizia. In Sicilia non saranno realizzate nuove discariche oltre a quelle già previste, con una prescrizione che implica che anche l'allargamento delle strutture esistenti diventi impossibile. L'alternativa è dunque il termovalorizzatore, che il piano non esclude. La porta è aperta per almeno uno dei 2 impianti che lo Sblocca Italia prevedeva nell'isola, ma l'indicazione precisa viene rimandata a un altro documento, il piano per i rifiuti speciali. Il piano, osserva il Dipartimento, non esclude o favorisce alcuna tecnologia. In maniera laica si lascia ai territori la libertà di scelta, spetta ai territori programmare gli impianti, scegliere il tipo di tecnologia da adottare e inserirli nella propria pianificazione.
La Regione siciliana, si legge nel piano, entro i prossimi 5 anni effettuerà le valutazioni ambientali, tecniche, economiche e di potenzialità di innovazione, fermo restando che i soggetti deputati alla realizzazione del piano saranno gli ATO o chi per essi. Intanto arriva la task force sulle autorizzazioni. Piero Bona ha nominato una squadra di 9 ispettori composta da ingegneri, militari in pensione, funzionari regionali ed esperti di sanità per vederci chiaro nei documenti delle discariche, che per assenza di documentazione hanno mandato in tilt il sistema siciliano dei rifiuti. Scoppia un autocompattatore dei rifiuti a Catania, 2 feriti. La polizia scientifica ha avviato un'indagine per individuare le cause. I dettagli nel servizio. 3 operai della Dasti, l'azienda che a Catania si occupa della raccolta dei rifiuti, sono rimasti contusi all'alba di oggi per un'esplosione del proprio mezzo. Il compattatore, con il quale stavano svuotando un cassonetto dell'immondizia in via Don Minzoni a Catania, è improvvisamente esploso. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento nord del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. Lo scoppio è avvenuto poco dopo le 5 del mattino e ha investito e sbalzato l'autista del mezzo, trasportato in ospedale per accertamenti. Altri 2 colleghi sono rimasti invece feriti in maniera lieve. Il compattatore della Dasti è rimasto danneggiato ed è stato sequestrato per i necessari accertamenti. Insieme al personale della scientifica della Polizia di Stato si è provveduto ad un primo svuotamento del compattatore alla ricerca di qualcosa che possa aver causato lo scoppio. Forse una bombola di gas sarebbe stata buttata dentro il cassonetto insieme con la spazzatura. Sulla vicenda ha espresso la propria amarezza e vicinanza agli operai rimasti feriti Rossella Pezzino De Geronimo, amministratore unico della Dasti. Mi dispiace tantissimo, è stato un episodio veramente gravissimo che ha coinvolto un nostro automezzo mentre svolgeva il servizio e svuotava i contenitori. E c'è stata questa esplosione per la quale ancora la scientifica sta indagando. Ovviamente è stato sequestrato l'automezzo, ma la cosa che mi ha fatto star male è il fatto che vi siano stati 3 nostri dipendenti coinvolti in questa cosa, che uno è ricoverato in ospedale, l'autista, e gli altri 2 operatori sono stati medicati, visitati dall'ambulanza che è arrivata subito, grazie al cielo, e adesso si trovano a casa. Per cui noi in questo momento abbiamo l'autista che è ancora ricoverato, e tutto questo è un episodio molto grave, sicuramente dato dall'inciviltà e dalla cattiveria di qualcuno che non si è reso conto di quanto abbiano rischiato i nostri dipendenti, e questa è una cosa veramente molto molto grave. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha deciso di rendere disponibili alcuni locali dove i sanitari di medicina generale e i pediatri di libera scelta possano effettuare i tamponi anti-Covid, allestendo così una corsia preferenziale per i test su prenotazione. Si tratta di un'azione congiunta tra l'azienda sanitaria e l'Ordine dei Medici, frutto di un incontro che si è svolto nella Cittadella della Salute di Agrigento. Le prime 223.000 dosi di vaccino anti-Covid arriveranno in Sicilia entro metà gennaio. Il 40% sono per operatori sanitari, il resto ospiti e dipendenti delle RSA su base volontaria. La Regione ha già censito i centri che in questa prima fase somministreranno i vaccini. Sono 33 ospedali pubblici. Dall'assessorato alla salute spiegano che la quota riconosciuta alla Sicilia ammonta all'8% del totale nazionale. Si conta di arrivare a una copertura del 90% della popolazione entro la fine dell'anno prossimo. Si tratta di migliaia di persone al giorno e potrebbe essere riproposta la formula drive-in o l'uso di palestre e stadi. Per facilitare le operazioni, il commissario per l'emergenza ha annunciato che ci si potrà prenotare attraverso un'app. Il disprezzo e l'odio verso una persona ammalata, soprattutto se arrivano da chi predica valori di legalità, sono inaccettabili e simili al pensiero mafioso, lo ha detto Giuseppe Ciminnisi, presidente dell'Associazione Nazionale Vittime di Mafia e figlio di Michele, vittima innocente della mafia, morto il 29 settembre 1981, commentando gli insulti social all'ex presidente della regione Totò Cuffaro in seguito alla notizia dell'aggravamento delle sue condizioni di
di salute per il Covid. Diversi utenti, commentando i post della notizia del ricovero di Cuffaro, scrive Ciminnisi, ne ricordano le vicende politiche e giudiziarie, scatenandosi nel rappresentare il peggio dell'umanità con commenti di pessimo gusto, arrivando ad augurare la morte all'ex presidente della regione. Interventi spietati, prosegue Ciminnisi, ai quali è difficile abituarsi quando il disprezzo e l'odio colpiscono una persona malata. Le risposte della maggioranza dei commentatori non diminuiscono la gravità di questi messaggi. Il fatto che talvolta provengano da quella parte della società che predica valori di legalità li rende ancora più preoccupanti. Ciminnisi aggiunge: chi, come me e tanti familiari di vittime di mafia che rappresento, ha conosciuto la barbarie e violenza della mafia, non può tacere dinanzi alla violenza delle parole. L'informazione non è un hobby e non deve diventare una lobby. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Per protestare contro il governo e il Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE, relativamente al mancato sostegno economico alle 899 imprese radiotelevisive locali in procinto di fallimento per l'azzeramento della pubblicità, con la perdita netta di 3.600 posti di lavoro, mentre a un ristretto gruppo di televisioni scelte ad hoc vengono commissionati messaggi coronavirus nel periodo 2 dicembre-31 gennaio 2021, scandalosamente pagati alla iperbolica somma di 40.375.000 euro. Quali sono tali emittenti fortunate? Si chiede l'associazione REA nell'istanza presentata al TAR del Lazio dallo studio legale Parenti di Roma, con la quale si è costituito anche l'Ibersind-Confsal, il sindacato dei lavoratori del settore. Visionando l'elenco delle beneficiarie risulta che l'80,75% del fondo epidemia per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19, pari a 40.375.000, è appannaggio dei soliti noti agganciati e protetti dall'onnipotente lobby del settore. Con il ricorso al TAR del Lazio, notificato il 7 dicembre 2020, l'associazione delle emittenti locali REA Conflavoro, l'Ibersind, Confsal, il sindacato dei lavoratori dello spettacolo, delle radio TV locali e della RAI hanno richiesto la sospensiva cautelare del decreto del ministro Patuanelli del MISE ai fini di una ripartizione equa e trasparente del fondo, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti le emittenti locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini. Oltre 300 i canali televisivi che venerdì 11 dicembre spegneranno il loro segnale ogni ora per 5 minuti per rendere partecipi i cittadini della situazione in cui si trovano le centinaia di radio e televisioni locali che operano localmente e quotidianamente e che tutti i giorni quindi garantiscono la vicinanza al territorio, danno voce alle istituzioni locali e sanitarie per comunicare con i cittadini in questo momento di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19. Il ruolo delle radiotelevisioni locali è stato ed è fondamentale nell'informazione locale, ma lo è anche nell'intrattenimento durante la quarantena con programmi realizzati appositamente per fare compagnia a chi è stato obbligato a rimanere in casa per molte settimane. L'emittente della REA, Radio Televisione Europea Associata, in questi giorni stanno anche trasmettendo uno spot di protesta sul tema. Ci sono più di 1000 aziende che tutti i giorni lavorano, entrano nella vita degli italiani e occupano migliaia di operatori. Oltre la metà di queste realtà non ha mai ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato, nonostante che in questo periodo di difficoltà abbiano continuato ad operare anche più di prima per offrire una puntuale e corretta informazione tutti i giorni e a tutte le ore, con un servizio di pubblica utilità. Sono le televisioni e le radio locali, quelle che entrano nelle case dei cittadini, che lavorano e vivono per la loro comunità. Un centinaio di emittenti televisive legate a lobby politiche si spartiscono decine di milioni di euro di contributi statali a fondo perduto e parte del canone che paghiamo per la RAI. La tua televisione locale non ha mai ricevuto alcun contributo né dallo Stato né dalla Regione, neppure in periodo di Covid. Fino ad oggi ha però continuato ad informarvi tutti i giorni, sostenendosi solo con il proprio lavoro, con i propri sacrifici e l'impegno dei numerosi collaboratori.
Nei vari decreti per il sostegno Covid, alle televisioni e le radio locali, nonostante un calo del fatturato del 90% dovuto alle restrizioni del governo, non è arrivato nulla. Eppure vogliamo dare anche il segno della presenza concreta dello Stato. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Si difende in lacrime, nega le accuse e dice di non spiegarsi perché la figlia lo accusa di averla violentata. Il bracciante cinquantenne di Canicattì, arrestato dai carabinieri martedì con l'accusa di aver abusato della figlia in 3 circostanze, piange e dice di essere del tutto estraneo. Al termine dell'interrogatorio di garanzia davanti a GIP Alessandra Vella, il difensore, l'avvocato Angela Porcello, ha chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, producendo anche dei documenti dai quali arriverebbe, secondo la sua versione, la prova della inattendibilità delle accuse. La ragazzina, secondo quanto si apprende, ha denunciato ad un'amica di aver subito in 3 circostanze abusi sessuali da parte del genitore. La coetanea ha denunciato successivamente tutti i carabinieri, che hanno avviato le indagini sentendo anche la presunta vittima. L'adolescente ha confermato gli episodi di violenza, tutti commessi nell'anno in corso, di cui sarebbe stata vittima in un contesto familiare, all'apparenza del tutto normale e senza contrasti fra i componenti. Il GIP Alessandra Vella, come chiesto dal pubblico ministero Gloria Andreoli, ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo adesso si difende e chiede la scarcerazione anche alla luce delle condizioni di salute. Erano le 2:30 di notte quando una gazzella del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Canicattì ha incrociato 2 auto che sfrecciavano ad alta velocità. I militari si sono immediatamente messi all'inseguimento delle 2 auto, che non hanno in alcun modo rallentato la marcia e hanno tentato di fuggire ai carabinieri, tanto che uno dei 2 mezzi, una Fiat Uno, è andata a schiantarsi contro il guardrail, mentre i passeggeri del mezzo hanno fatto perdere le proprie tracce nelle campagne canicattinesi. E invece fuggita l'altra auto, una Fiat Panda, che è stata trovata poi all'alba abbandonata nel centro abitato di Canicattì. Entrambi i mezzi sono poi risultati rubati e le indagini adesso proseguono e sono mirate ad accertare l'identità dei ladri, soprattutto per scoprire se questi mezzi siano stati utilizzati per commettere dei crimini. Il primo pensiero va evidentemente alle rapine ai danni dei distributori di benzina di Licata e Ravanusa, consumatisi nei giorni scorsi con l'ausilio proprio di auto rubate del medesimo modello. 2 aggressioni alla stessa guardia giurata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in poco più di 12 ore. Alla fine il quarantenne agrigentino è stato arrestato e posto ai domiciliari. A suo carico sono stati contestati una sfilza di reati. Il quarantenne si trovava al pronto soccorso per un malore, ha dato in escandescenza e si è scagliato contro la guardia giurata che era di turno al presidio ospedaliero e contro 2 agenti della sezione volanti che erano stati chiamati per tentare di riportare la calma. La guardia giurata è rimasta lievemente ferita. Il quarantenne è stato bloccato ed è stato denunciato alla procura di Agrigento per interruzione di pubblico servizio, oltre che per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Poi il quarantenne agrigentino è tornato in pronto soccorso e si è ritrovato davanti la stessa identica guardia giurata che stava effettuando, questa volta dopo l'aggressione della notte, dei controlli sanitari. Il quarantenne, stando all'accusa, si sarebbe dunque scagliato ancora una volta contro la guardia giurata, ma avrebbe anche iniziato ad urinare lungo i corridoi dell'ospedale. I poliziotti della sezione volanti, accorsi ancora una volta, lo hanno bloccato e questa volta arrestato. L'uomo è stato portato nella camera di sicurezza della caserma Angelone. Alla guardia giurata, dopo l'ennesima aggressione, sono state diagnosticate ferite e traumi guaribili in circa 20 giorni. Baracche a Messina, la legge speciale per lo sbaraccamento è al momento ferma in Commissione Ambiente della Camera. L'intervento del sindaco De Luca. Vediamo. Nell'attesa che arrivi Godot chi è? La politica che conta, quella blasonata che ha sempre utilizzato la città proprio per un serbatoio di voti, ma che non ha mai dato segni
concreti alla città per risolvere definitivamente quelle che sono criticità e vergogne strutturali come quella delle baracche. Noi abbiamo scritto una lettera a Conte, l'abbiamo invitato a venire a passare il Natale nelle baracche, dove ancora ci sono oltre 2000 nuclei familiari, e voglio dire ai rappresentanti e ai deputati nazionali del nostro territorio che qua non ci serve la filosofia parlamentare. Noi valutiamo quelli che sono la concretezza degli atti parlamentari e finora l'unico atto concreto che si è avuto in ambito parlamentare è stato quello in ambito regionale, dove è stata costituita l'agenzia, che è strumento che intanto ha consentito già di dare oltre 200 unità abitative in 1 anno e mezzo di attività. Io ho tentato di fare la legge speciale rispetto ai poteri che ho come sindaco, cioè avviare un procedimento per la dichiarazione dello stato di emergenza. Questo potevo fare e ci ho tentato, ci hanno bloccato a ottobre del 2018, è risaputo, ma nel frattempo non ci siamo cullati, non ci siamo fermati. È logico che la semplificazione dei procedimenti, soprattutto quelli ambientali e anche per quanto riguarda pure quelli che sono i tempi dell'espletamento delle gare d'appalto, sono leggi che fa il legislatore, non il sindaco di Messina. E questo naturalmente avrebbe sicuramente consentito, secondo il programma che noi avevamo fatto, veramente in 3-4 anni di chiudere la partita. Così invece con la media di 200-250 assegnazioni l'anno la partita si chiuderà in 10 anni, ma noi quantomeno andiamo avanti comunque, vuol dire che completeremo questa operazione se i parlamentari continueranno a fare le cenerentole o le belle addormentate nel lebbrosario, in questo caso proprio, che sono le nostre baracche, vuol dire che completeremo comunque l'azione di risanamento in vincenza del mio mandato, che è questo ed è l'altro, cioè abbiamo ancora davanti 7-8 anni e con questa media probabilmente con le nostre forze lo stesso riusciremo a risolvere il problema. L'Istituto Comprensivo Agrigento Centro ha partecipato ad un interessante incontro sulla differenza di genere che sta coinvolgendo Scuola Cultural Farm di Favara, Soroptimist e l'assessore alle pari opportunità Lala. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un interessante incontro si è svolto via web presso l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, diretto dalla dirigente scolastica Anna Gangarrossa. Il tema in oggetto di discussione è stato quello della differenza di genere, delle discriminazioni che subiscono le donne, che ha visto in videoconferenza la partecipazione attiva degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi Garibaldi e Pirandello, assistere alla relazione tra gli altri dei rappresentanti della Cultural Farm di Favara, del Soroptimist Club di Agrigento, dell'assessore alle pari opportunità Roberta Lala. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi Garibaldi e Pirandello hanno partecipato stamattina ad una videoconferenza mediante cui si è discusso della differenza di genere e delle discriminazioni che subiscono le donne. L'incontro ha visto la partecipazione dell'assessore alle pari opportunità del Comune di Agrigento, la dottoressa Roberta Lala, la dottoressa Florinda Saieva della Farm Cultural Park di Favara, la dottoressa Olga Milano, presidente dell'associazione Soroptimist. Purtroppo le donne nei paesi ricchi come in quelli poveri, in situazioni di guerra o di pace, all'interno della famiglia o nella società, subiscono discriminazioni e violenze, spesso per il solo fatto di essere donne, a causa della differenza di genere. Il nostro istituto condivide la mission di Farm Cultural Park, con cui i nostri alunni lavorano già da 2 anni, con l'obiettivo di immaginare come riqualificare e abbellire gli spazi urbani degradati. E la mission dell'associazione Soroptimist, anch'esso spesso presente nella nostra scuola.
Ci piace molto l'idea di sostenere l'avanzamento della condizione femminile, l'impegno di un'associazione mondiale di donne che attraverso azioni concrete promuove il potenziale delle donne, le pari opportunità, i diritti umani, l'accettazione della diversità. Gli alunni delle classi terze, egregiamente seguiti dai loro docenti, hanno scelto di approfondire la storia di donne che si sono distinte per il loro impegno sociale, umano, politico. Molto interessante è stato l'intervento di Carla Bartoli, una giovane ragazza di 16 anni che ha illustrato un progetto promosso dalla Farm, con cui ha inteso stimolare la partecipazione attiva delle ragazze nei vari settori della società, a partire dal mondo politico, al di là di ogni stereotipo. Dalla videoconferenza è emerso che ci sono delle belle realtà che operano nel nostro territorio, ma anche che c'è tanto lavoro ancora da fare, come amministrazione politica, come associazionismo, come gruppi di attivisti, come scuola, per promuovere tutti insieme una cultura dove le pari opportunità siano veramente un diritto acquisito e inalienabile per tutti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Naro ha acceso il bosco di Natale di Piazza Garibaldi, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, vai! Nella giornata dell'Immacolata Concezione a Naro è stato acceso il bosco di Natale in piazza Garibaldi. Non è solo un albero, ma è un bosco colorato con una grande scritta Xmas Naro, Buon Natale Naro, che si può vedere anche dal corso Vittorio Emanuele. Per l'onorevole Maria Grazia Brandara, sindaco del comune di Naro, nell'anno della pandemia si è voluto mettere insieme tradizione, innovazione e rispetto per l'ambiente. I rami degli alberi utilizzati e donatici dalla forestale di Agrigento sono il prodotto dell'opera di diradamento prevista annualmente nei boschi. Nel bosco di Natale, continua la Maria Grazia Brandara, si potrà anche trovare un totem dove tutte le storie pubblicate su Instagram saranno pubblicate. L'hashtag per accedervi è XMASNaro. Ricordo che il passaggio in modalità drive in e come sempre evitare gli assembramenti. Nei prossimi giorni, afferma il sindaco Brandara, abbelliremo anche altri angoli della città con la riduzione al minimo dei costi sostenuti. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Ad Agrigento è in progressiva ascesa l'Officina delle Tradizioni Popolari nella classifica generale dei luoghi del Cuore Fai, edizione 2020. Nei giorni scorsi lo spazio espositivo a 2 passi dalla Porta Atenea ha ricevuto la visita del sindaco Francesco Miccichè, che ha espresso compiacimento per l'iniziativa. L'Officina delle Tradizioni Popolari è un luogo di cultura istituito dalla provincia e dal comune di Agrigento, compreso nell'ecomuseo dell'ente provincia, insieme ai beni storici in un circuito museale di attività, laboratori ed eventi distribuiti sul territorio della provincia di Agrigento. È ancora possibile votare l'officina tra i luoghi del Cuore Fai fino al 15 dicembre prossimo, cliccando su fondoambiente.it, cercando Officina Tradizioni Popolari ed esprimendo il voto anche insieme ad altri luoghi. Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, anche quest'anno dedica al suo concittadino e poeta Cielo d'Alcamo la seconda edizione del premio letterario Rosa Fresca o Lentissima. L'omaggio al talento immortale del nostro poeta si rinnova nel segno della tradizione culturale della nostra città. Quest'anno la cerimonia del premio si svolgerà
Domani 11 dicembre alle ore 18 senza pubblico nel rispetto delle norme anti-Covid potrà essere seguita sulla pagina Facebook del Comune di Alcamo e su Video Sicilia al canale 93. La cerimonia si svolgerà alla presenza del sindaco Domenico Surdi, dell'assessore alla cultura Lorella Di Giovanni, presenta il premio Ernesto Di Lorenzo, editore e giornalista. Durante la cerimonia il recital dell'attore Alessio Vassallo da remoto intervengono anche Lucia Cassarà, musicista, Sara L'Abruzzo e Antonino San Clementi, attori. Il premio assegnato al miglior incipit di un'opera letteraria fa riferimento al celebre inizio del contrasto scritto da Cielo d'Alcamo intorno alla metà del XIII secolo. Il premio letterario si articola in 2 sezioni, narrativa e poesia, e per la sua seconda edizione vanta ancora una volta la prestigiosa giuria composta da Fabio Stassi, bibliotecario e scrittore, Salvatore Ferlita, critico letterario e docente universitario, Davide Camarrone, giornalista Rai e scrittore. I vincitori designati per il 2020 sono Chiara Valerio, miglior incipit per la narrativa con il libro Il cuore non si vede, casa editrice Einaudi, mentre per la poesia Michele Mari con il libro Dalla cripta, edizioni Einaudi. Quest'anno è stato istituito anche un premio speciale per il miglior ex-cipit assegnato a Remo Rapino con il testo Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, già vincitore della 58esima edizione del premio Campiello 2020. Il premio letterario Cielo d'Alcamo, dichiara il sindaco Surdi, vuole essere un omaggio alla città, a uno dei più antichi e importanti documenti della lingua e letteratura italiana del 200. La seconda edizione del premio letterario Cielo d'Alcamo, aggiunge l'assessore alla cultura Lorella Di Giovanni, conferma l'impegno di questa amministrazione a proseguire la strada che la storia, la cultura e l'arte della nostra città ci indicano. Anche quest'anno ci accingiamo a vivere il ricordo del più antico poeta italiano che, con il suo canto, ha traghettato il latino volgare verso l'italiano. Ringrazio il dottor Ernesto Di Lorenzo per aver curato con grande professionalità il programma dell'evento. È morto Paolo Rossi, eroe del Mondiale 1982, trascinò l'Italia alla vittoria in Spagna. Aveva 64 anni. Vediamo. Sì, l'ultima cosa, davvero per questa giornata splendida, meravigliosa, che ho avuto l'opportunità di passare con te, con voi e soprattutto per l'affetto che io sento. Questa è una cosa che ci tengo a dire perché sono sensazioni queste che si provano e che vanno al di là del fatto che vi racconti tante cose. Lutto nel calcio italiano. È morto all'età di 64 anni Paolo Rossi, simbolo della nazionale mondiale del 1982. Grande attaccante della Juventus e della nazionale italiana, fu decisivo nella conquista del titolo mondiale. Con i suoi gol Paolo Rossi trascinò gli azzurri di Enzo Berzot a vincere i campionati del mondo in Spagna. 3 gol al Brasile, 2 alla Polonia, 1 alla Germania in finale. Paolo Rossi entrò così nel cuore di tutti gli italiani, conquistando un posto indelebile nella storia sportiva del paese. L'annuncio della sua morte, a causa di una malattia che lo aveva colpito da qualche tempo, è stato dato dalla moglie Federica Cappelletti con un post sui social. Le telecamere di Onda TV lo avevano incontrato e intervistato nel 2017 a Santa Lucia del Mela, durante un incontro con il locale Juventus Club. Per me è un tuffo anche nel passato, il fatto di riprovare un po' di emozioni, di sensazioni e poi evocano dei momenti belli, dei periodi fantastici anche per il calcio italiano, non solo per me, e il fatto di trovarmi di fronte a tanta gente che ancora ti dà qualcosa sotto tutti gli aspetti è una cosa davvero bella, insomma, perché sono passati tanti anni dal momento in cui ho terminato la carriera, ma tanti anni proprio anche dal momento di vittorie importanti, però il fatto di poter rivivere ancora certe sensazioni è davvero bello, è piacevole, oggi diventa piacevole. Rimette Tardelli, rete di Rossi per la terza volta,
Per un giocatore di calcio cosa significa vincere il titolo mondiale? Dunque, vincere il mondiale è, diciamo, l'obiettivo più grande per un calciatore, e vincere è come davvero raggiungere il sogno di quando tu eri bambino e che potevi pensarlo ma neanche immaginarlo di vincerlo, e quando ci arrivi realmente, insomma, è una sensazione bellissima. È come se tu fossi davvero arrivato a conclusione di un percorso, e quando hai la fortuna di vincerlo davvero, insomma, a quel punto puoi dire davvero ce l'ho fatta, insomma. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.